Buongiorno, bentrovati alla rassegna stampa di TG Plus dell'8 giugno. Partiamo con la provincia di Treviso. Naturalmente la Tribuna di Treviso è il primo giornale che vediamo. La scuola è un salasso, protestano le famiglie. Non solo trasporti, il prossimo anno scolastico inizierà l'insegna dei rialzi su libri, penne, matite, aumenti MOM, duro attacco del PD, rincari subito dopo il voto. Ma è normale, è sempre stata così, dai. Vittucci e Gioffre, così la NutriVallet cambia volto, chiamati per fare un passo avanti a Treviso, e si parla anche di sport nella fotonotizia. Diciamo che insomma ci si dà da fare anche da questo punto di vista. Invece gli investimenti dell'Electrolux non frenano l'interesse cinese, e l'orso che viene fotografato lunedì nella valle appena sopra Cordigliano. Criptovalute, parte l'asta per i bolidi sequestrati a NFT. E poi abbiamo altre notizie di spalla che troviamo anche sugli altri giornali. Andiamo a vedere invece il Gazzettino. Il Gazzettino invece apre con il Veneto che invecchia, case di riposo senza posti, e l'ansia per il Papa che sta bene. Francesco è stato operato all'addome per 3 ore, il chirurgo è andato tutto ok, non ha altre patologie. Adria ha 19 anni, è la più giovane assessora d'Italia, tra pochi giorni ha l'esame di maturità. È bellissima questa notizia che porta il Gazzettino, anche se stiamo parlando della pagina di Treviso. Comunque sapete che il Gazzettino dà comunque tutte le province, ma di Treviso c'è è maschio schivo l'orso avvistato anche vicino alla pianura. Questa è una notizia che troveremo un po' dappertutto, come la troviamo anche in altri giornali, ma qui si continua sul Corriere del Veneto a parlare di agenti e torture. 2 le inchieste, spunta un'indagine parallela su altri 2 poliziotti, 3 magrebini picchiati nell'acquario. Covid, la linea di Crisanti bocciata al processo di Bergamo, oggi gli daremo la caccia, speriamo che ci risponda. Dolomiti, 7 crolli in 3 anni, il cambio del clima ha un ruolo, e suicida in cella, vogliamo giustizia, c'è la moglie che vuole denunciare il carcere. Andiamo a dare un'occhiata alla pagina di Notizie Plus di Treviso. Vedete che anche noi parliamo dell'orso bruno avvistato nei boschi di Fregona, e Mogliano che ha questo suo muro dell'amore che è proprio carino, con tutti i ragazzi davanti. Electrolux, c'è l'accordo, 108 frigoriferi l'ora e investimenti per 110 milioni. È tutto anche da Treviso.